Iniziano le lezioni al Gallo di Agrigento, abbiamo visto una buona affluenza di persone, di famiglie, insomma con quali prospettive e quali obiettivi, Preside? Sì, stamattina iniziano le lezioni per le prime classi del Gallo di Agrigento. Abbiamo fatto l'accoglienza in auditorium stamattina, molti genitori presenti, abbiamo presentato la nostra proposta formativa anche se loro già erano consapevoli della proposta formativa della scuola. Abbiamo puntualizzato che i ragazzi devono essere abituati alla convivenza civile e civica, che la scuola fa tanto per questi ragazzi in quanto loro, essendo dei ragazzi che devono esprimere le loro competenze anche in contesti lavorativi, devono già acquisire le competenze dello star bene in tutti i contesti dove vanno ad esprimere le loro competenze. Abbiamo anche parlato dei 1000 progetti che la scuola, dico del 1000 progetti per non dire del progetto unico, perché il progetto scuola prevede tante attività che si vanno a interrelare tra loro e che costituiscono il progetto scuola dei ragazzi. Quest'anno abbiamo delle novità, l'Erasmus, i nostri ragazzi faranno esperienze con la Romania, con la Lituania e quindi questa è la novità proprio di quest'anno. Tra le altre novità noi sappiamo che l'alternanza scuola-lavoro non viene più chiamata così e il taglio è più forte sull'orientamento, percorsi trasversali per le competenze e per l'orientamento. Pertanto questo nuovo input all'orientamento dei ragazzi, perché alla fine del loro percorso possono essere consapevoli di cosa scegliere, di quale attività fare, quindi dare più una marcata all'orientamento, una più attenzione all'orientamento.